che ceda la parola questa sera a una super professionista di queste presentazioni. È un'amica, come dico sempre, una super amica, ma anche molto molto brava, oltre che bella, che non ovviamente non guasta. Lei è anche giornalista, lei ha una sua trasmissione su Serenissima TV e su Tele Venezia che ricomincia qua a settembre, si chiama Start and Stop. Signore e signori, davvero accogliamola con un grandissimo applauso, perché lo merita tutto, Chiara Perale! Buonasera a tutti! Benvenuti in questa bellissima serata dedicata alla bellezza, dedicata però anche a un tema molto importante che è quello della violenza sulle donne, del quale parleremo. E benvenuti quindi a Miss Women's Day, perché questa sera, grazie ovviamente a questo meraviglioso posto che ci ospita questa sera, quindi ringraziamo tutto lo staff con un grande applauso degli amatori di calcio di Calcroci. Facciamo sentire il nostro applauso che ha organizzato questo, ma anche gli altri eventi dell'estate. Ringraziamo ovviamente anche l'aiuto e il supporto del comune di Camponogara e ringraziamo l'aiuto di Miss Riviera del Brenta, quindi Renato Trincanato, e grazie anche a Luca e Chiara che hanno dato il loro aiuto, il loro sostegno, insomma la loro impronta per quanto riguarda ovviamente questo concorso. Allora io intanto provo già questa passerella, provo l'ebbrezza di questa passerella che tra poco verrà calcata, verrà calcata ovviamente da queste meravigliose ragazze che questa sera si contendono appunto il titolo di Miss Women's Day. Ma io ringrazio ovviamente anche tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questo evento, quindi li nomino velocemente tutti gli sponsor. Un grazie va al gruppo Formenton, BF Store di Fossò, il Baule di Campagna Lupia, Fioreria Lucarda di Oriago di Mira, DDM Consulting di Camponogara, Gioielleria Jimmy O di Camponogara, Osa Parrucchieri che tra l'altro ha anche preparato le nostre ragazze che tra poco vedrete, Metta Costruzioni di Camponogara, Luxman Impianti Elettrici di Campagna Lupia, Pizzeria Mimose di Calcroci di Camponogara e Butterfly Baiana di Calcroci, che questa sera mi ha davvero omaggiato con questa bellissima realizzazione, le sue mani meravigliose, perché senza di loro insomma sarebbe molto più complicato mettere in piedi tutto questo. L'ha già fatto il nostro DJ Giglio, ringrazio come sempre i nostri fotografi Paolo Pulese e Marco Monetti, e salutiamo e ringraziamo anche gli amici di Gini Ferro Team che ci seguono sempre. Grazie Andrea, questa sera è un'accompagnatrice, Mario l'abbiamo lasciato da un'altra parte. È presente anche Chiara, scusa, Vittoria. Vittoria, esatto, e anche Vittoria, dov'è Vittoria? Eccola lì, Vittoria, grazie per essere con noi ovviamente. E allora, abbiamo salutato tutti, abbiamo ringraziato tutti, ma prima di ovviamente iniziare anche la serata dedicata, come dicevamo, alla bellezza, ci teniamo a puntare l'attenzione su, chiamiamolo fenomeno, chiamiamolo piaga. I dati sono in realtà molto freschi, perché pensate che il dossier annuale del Viminale, che di solito viene fatto verso Ferragosto, ci dice che tra il 1° agosto 2021 e il 31 luglio 2022 i femminicidi in Italia sono stati 125 e sono tra l'altro in aumento rispetto all'anno scorso. Nello stesso lasso di tempo sono state registrate anche 15.817 denunce per stalking, oltre 3.000 del questore e 361 allontanamenti per lo stesso reato. Allora, questi numeri ci devono far tanto riflettere, perché purtroppo questi numeri determinano una piaga che è troppo presente. La violenza sulle donne e il femminicidio, non dovremmo più parlare di questo nel 2022 e invece purtroppo ancora oggi ne parliamo troppo. E allora questa serata è nata anche proprio con lo scopo di sensibilizzare ancora di più questo fenomeno, questa piaga, per cercare ovviamente di andare un po' in controtendenza, perché magari parlandone, e pensate che ci sono anche un sacco che non denunciano, questo è ancora più
grave. Se già questi numeri, dicevo, ci fanno tremare, ci fanno molto riflettere, pensate a quante donne non hanno il coraggio di farlo, non hanno il coraggio di denunciare per ovviamente magari paura o proprio perché manca il coraggio, perché si vergognano. Ecco, questo non deve più succedere. No alla violenza sulle donne, lo diciamo oggi come ogni giorno dell'anno, no ai femminicidi, perché noi donne non abbiamo nulla di meno degli uomini. Noi donne siamo delle persone che devono essere rispettate. Quindi no alla violenza sulle donne, cerchiamo ovviamente anche di aiutare, se conosciamo delle persone, delle donne che hanno avuto degli abusi o sono state picchiate o anche solo stalkerizzate, dobbiamo cercare di aiutare queste persone per non farle sentire sole. E ringraziamo per questo l'associazione ISI di Riviera del Brenta per l'aiuto che dà alle donne che appunto subiscono violenza in tutte le sue forme, perché ricordiamo che la violenza non è solo fisica, è anche psicologica, e quindi il sostegno, l'aiuto da parte di queste associazioni è fondamentale, proprio per farci sentire meno sole. Non siamo sole, possiamo essere aiutate, ma per favore cerchiamo davvero, davvero insieme, ecco, di unirci contro questa violenza, che è una delle cose veramente più terribili che ancora ad oggi sentiamo parlare in notiziari, e i numeri purtroppo parlano da soli. Io adesso faccio spazio a tutte le ragazze, perché le conosciamo in una prima uscita, le ragazze che questa sera concorrono al titolo di Miss Woman's Day. Un bel applauso! Perché iniziamo tra pochissimo con la prima uscita in body nero da gara. Benissimo, e allora mi dicono dalla regia che le ragazze sono pronte, io però voglio sentire il vostro applauso perché loro sono emozionatissime, e con questo applauso iniziamo allora la prima uscita in body da gara con la numero 1 Veronica Cecchin.
Agostino.
quindi insomma davvero bravissime a loro, perché ci vuole coraggio a sfilare di fronte a tutta questa gente, quindi brave ragazze. Allora, adesso le ragazze si stanno cambiando perché ci sarà la seconda uscita in abito elegante, sempre valida per il concorso. Ed ora siamo arrivati verso la seconda uscita, quindi giuria, concentrazione. Seconda uscita, questa volta in abito elegante, quindi andremo a vedere anche proprio l'eleganza delle ragazze, il portamento, la bellezza. E allora, ricominciamo come sempre dalla numero 1, Veronica Cecchin.
tutto. Numero 9, Gaia Ruzzoni. Lei è Alessia Semenzato. Numero 12, Chiara Giorgio. Una più bella dell'altra, una più elegante dell'altra. Guarda quanti cuori, quanti cuori. Un applauso davvero, bravissime ragazze. Chissà chi ha convinto di più la nostra giuria. Io non posso chiedere nulla. Adesso ovviamente verranno fatti tutti i vari conteggi per scoprire chi saranno le 6 ragazze che questa sera si portano a casa una bella fascia e anche dei bei premi. Luigine 1, Luigine 2, Luigine 3. Adesso mi hanno unito. Ti hanno dato la voce. Sì. Allora, aspettiamo Luigino. Aspettiamo Luigino. Però io vi chiedo una cortesia grande. Adesso noi andiamo a fare le premiazioni, tutto quanto il rito della cerimonia di fasciatura, incoronazione, bla 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 bla.
Ma prima di tutto questo io volevo chiamare un attimo qui Luca e Chiara. Luca e Chiara che siano... Luca e Chiara, Chiara e Luca! Chiara e Luca, Luca e Chiara. Luca e Chiara, Chiara e Luca dove sono? Eccoli qua, eccoli. Allora Chiara porta il mio cognome e non so perché. Ah, chi lo sa? Chiara si chiama Brincanato come me perché sono il suo bambino. Però ci do una mano in queste, diciamo, manifestazioni già dall'anno Tieni il mio, scorso. Renato, tieni il mio. Grazie. E invece Luca ha iniziato anche lui l'anno scorso a settembre, giusto? Quindi è un anno esatto. Ragazzi, grazie di cuore. Siete Grazie, davvero ragazzi. bravi. Come tenete l'armonia tra le ragazze e voi? È difficile. Poi io volto da questa parte di qua. Sì, lui va bene, ok. Però c'è una signorina qui vestita da giallo. Vabbè, a me non risulta che sei sposata, quindi ok. E volevo dire grazie di cuore anche a Chiara perché ha iniziato con noi il percorso l'anno scorso. Grazie davvero per la tua professionalità, per la tua serietà, per la tua allegria, per la tua complicità. Grazie davvero. Grazie. Fatele un bel applauso, grazie, se lo merita. Grazie davvero. Grazie. Buon adesso ti ridò il microfono di questo gabbaneggio. Buone premiazioni. Grazie mille Renato, grazie ancora a Chiara, grazie a Luca, fantastici. Siamo arrivati, cari signore e signori, alla fine. Allora, le chiamiamo? Veniamo a noi, veniamo al sodo e alle premiazioni. Allora, vi ricordo che ci sono 6 fasce che consegneremo questa sera. E iniziamo quindi dalla sesta classificata, Miss Jimmy O. Allora, Miss Jimmy O riceve un premio offerto dal baule di Campagna Lupia. Perché qui mi sbirciano. Non sbirciate voi. Miss Jimmy O è Giulia De Battista. Un bel applauso per Giulia De Battista. Miss Riviera del Brenta a premiare Chiara e Luca. Allora, Miss Riviera del Brenta riceve una cesta di viveri, quindi una bella cesta alimentare offerta dalla Amatori Calcio Calcroci. Bene, eccola con le tue mascotte, con la squadra. Miss Riviera del Brenta è Veronica Cecchin.
Paule riceve una cena per 2 persone offerta dalla pizzeria Mimosa di Calcroci di Camponogara. Quarta classificata è Giulia Ballanna. Miss Formenton. A premiare, chiamiamo Costa? Miss Formenton riceve un gioiello offerto dalla gioielleria Gimio. È appena iniziato il campionato? Non ancora. Quando inizia? Sì, settembre. O carichi? Carichi. Come è andata la scorsa stagione? Abbiamo perso semifinale. Vabbè dai, però insomma riprendiamo la grande a settembre. Mi raccomando, in bocca al lupo per la stagione. Allora, Miss Formenton è Irene Zampieri. Eccola qui Irene, terza classificata. Grazie per la cosa e complimenti alla nostra Miss Formenton. Seconda classificata Miss Calcroci. A premiare chiamo il presidente degli amatori Calcroci, Luigino Livo, che ha già la testa a sciarp. Allora, Miss Calcroci riceve un'igiene dentale offerta da Dental Team, uno dei nostri partner. E Miss Calcroci, seconda classificata, è Alessia Semenzato. D'oro, primo posto Miss Women's Day. A premiare chiamo il sindaco, la vice sindaco, vice, facciamo la vice sindaco che è stata anche nella nostra giuria, grazie. E un ringraziamento anche al pubblico. E al pubblico un applauso. Miss Women's Day riceve un gioiello offerto dalla gioielleria Gimio di Camponogara, due gioielli, attenzione. E allora Miss Women's Day è Alessia Visentin.
Camponogara e all'aiuto prezioso da parte di Miss Riviera del Brenta, Renato e Chiara Trincanato, grazie anche a Luca, grazie a DJ